Buonasera a tutti amici da Napoli 87. Mamma mia, cominciamo buono con sta zona e merda. Ho problemi con la zona della partita, ma qua non va niente. Che palla, mamma mia, che palla. Mamma mia, nemmeno la partita ci fa vedere sta merda di cose, cavolo. Nemmeno la partita ci fa vedere. Cominciamo, che cazzo cominciamo? Tutti i santi mi vanno a stromare. Che puttana, che l'infama. Che palle. Buonasera Rino, buonasera a te e forza Napoli. Diciamo che cazzo. Da zona, ma a te si vede da zona Rino, a me no. Non lo so perché, ma a me si vede un cazzo, si vede. Proviamo un po'. Ciao miseria. Non fa la zocca, come un auto, io non lo so. Fate le cronache. Mamma mia, siamo inguaiati a capo con da zona e merda, ma non era meglio Sky, che si accattava tutte le partite, no, non va. Non c'è la fama, mannaggia. No, bella, sì, bella. Bella partita, sì. E c'è che morto, mannaggia. Cominciamo che cazzo, cominciamo, a più fuoco da zona. Mannaggia, spero che fallisce da zona, almeno passa a Sky. Ci hanno tutti giù questi, ci hanno tutti. Bene, grazie Rino, grazie mille. Ultimo banner qua. Anche la partita un po'. Ce la faremo per questa razza partita. Io non lo so, io non lo so, io non lo so, mamma mia. Nervo, chi ti è molto, che coppa molto, chi ti ha fatto, chi ti ha creato. Non si vede neanche a te, stiamo qua, ma sulla zona, ci ha scassato un cazzo, stiamo proprio, cioè, abbiamo proprio 20 euro, quando è 30 euro mese. Potrei su schifo il cane, nemmeno ti fanno vedere il partito, si bloccano, non va la linea, ci hanno scassato veramente, non è possibile, non è possibile, io non lo so, insomma, non ho più parole, più aggettivo, cioè non so più che aggerisci, non lo so più. Boh. Forza Napoli, sempre e comunque, anche senza vedere la partita. Questi ci fanno scipazzo, ma veramente. Allora, ce la facciamo per questa razza partita, no? Ma chi è molle, c'è la zona e merda, proprio con Napoli da fa così sti merda, perché fino a mo' che arrivano tutti i cazzo di partita, vengi a faticato, non vedere un Napoli nemmeno che il mi fai vedere, e pum, a fa mucca, sta munnezza. Scusa il parolacce, ma ci vuole, quando ci vuole. Scusate il parolacce, ma quando ci vuole, ci vuole. Cioè oggi si ho visto... infatti, tutti mi hanno detto, ma visto tutte le partite e poi Napoli, ma è stato bloccato, successi da solo. Allora, al momento non è possibile mostrare il video, da che... Ma io non lo so. A fine partita fai vedere la sintesi, la già è capita, non mi fai vedere la partita, mi fai vedere o dopo partita, mi fai vedere. Buonasera pescatore occasionale, buonasera pescatore occasionale, capite?
C'è la miseria, pesca tu, è meglio gli appicciare, qui almeno fai qualcosa, tanto può prendere la partita. Chiudiamo e apriamo, stiamo pensando a loro. Non ci fanno per questa partita, non ce la fanno vedere, non ce la vogliono far vedere. Cazzo, non ce la fa per questa partita. Intanto buonasera a tutti quelli che sono collegati. Zitti, che poi facciamo noi. Eccola, a Savaron, 6 minuti di partita persa, ma finalmente compaia qualcosa. Ecco che sono pure la partita. Vai, Napoli, va, schiattammo la gamba su serpente, vai Napoli. Ora Rino me la fa vedere, dai, la riesco a vedere. Vai Napoli, va. Sia la reti, segna per lui. Vai Dombele, va, chi ha missato, alla fine gioca a missato, meno male. Mi garba di più, mi piace di più. Vai, Capebombo. Vai qua. Vai. Oh, è Varghi, no, è Babangurato, che cominciamo a boh. Grande Piotr. Cazzo da lungo tu fermo. Abbiamo già il nuovo sponsor dietro la maglia. Upbeat. No, tutto ok, si vede proprio sul suo canale. Rino mi si sente, no? Dal microfono, tutto ok? Uscite a sentire? Era farlo. Che ha già attivato sto microfono il capo. Come dovreste sentire. Sì, è farlo. Era farlo, infatti non ce l'hanno dato. Te parevo già subito, Olivera ha scelto al posto di Mario Rui. Va bene. Formazione che mi piace, tutto sommato. Come esterni c'è Kvara a sinistra, a destra dovremmo avere Politano, sì. Confermato. Inter con molta densità, quasi non possesso per assumere con due esterni in centrocampo di Marco Italiano piuttosto difensivo, piuttosto arretrato. Questo tipo di situazione. Vai Anghissà, Magnatil, bella Politano, va. Gol dell'ex, scambio con Zielinski, c'era avviato un po' Pizza a fare un gol in terra, vai subito l'Italia, così, voglio cattivo, Magnata Viglio, bello, vai Politano. Politano, voglio più aggressivo, più cattivo. Vai Napoli, va! Cazzerino! 5 minuti decisamente della Zorri, 5 successivi in campo, diciamo. Anch'essa non riesce a vedere il campo del pallone, sarà anch'essa per me. Via la rete, segna per lui. Il dopo gol 22 assist a quei numeri, non da poco, nelle prime 99 presenze nel nostro massimo campionato. Esperienza anche internazionale. Credo non ci sia Anghissà, vedo Dombele, ma è Dombele, a me mi sembra Anghissà, e Anghissà, Rino non è Dombele, io lo riconosco subito dalle treccioline, e Anghissà. Davano, diciamo, nella formazione ufficiale, prima di iniziare la partita, davano Dombele titolare, ma alla fine Anghissà recupera la grande e gioca lui, e sono contento.
perché il centrocampo perfetto e ideale di ogni partita è quello lì. Lo Botka, anche Zielinski, non li cambio mai, almeno che quando abbiamo qualche partita con qualche piccola, cosiddetta piccola, li faccio un po' rifiatare. Ma quando giochi con Inter, quando fai le partite di Champions, Milan, Juve, vanno messi sempre quei tre all'inizio. Poi se hai un risultato con un margine importante va a cambiare, ma forse anche con le piccole. Quando c'è il risultato in mano, allora fai entrare Dombele, Elmas, Den e tutto questo. Vai Olivera, va! Piotr, siamo al 12° sul cronometro, Inter 0 Napoli 0. Sapevo che era il dubbio. Sì, infatti anche io sapevo che era il dubbio. Come così con Ramani, mi sembra che c'è anche Ramani, se non mi sbaglio. Sta giocando anche Ramani. Vai Di Lorenzo, vai capitano. Calcio là. Vamos, vamos. Facciamo la mano a sto serpente. Occhio a Cazzolato e occhio ai salvatori del Napoli che sono 5. Arrivano anche Armani da dietro. Calcio d'angolo, vai, Napolitano. E chi dà molto nana. Non poteva essere veramente nano. O nana, sei un nano. Invece si chiama, te la fa vai, va Till, chissà, magna Till. Bravo con la pressione. Però non mettete troppo pressione, chi si fa. Meno male che Lukaku sembra gli il pallone. Grande Lobotka, falla scifare la capa a Darmiano. Fallo! Lo state a cercare, chi se fallo, è pure giallo. E chi ti è morto? Almeno siamo d'accordo, vedi, su questo. Sono troppo importanti, sono troppo imprescindibili, non ne puoi fare a meno di quei tre al centrocampo. Così come Kim là dietro con Ramani, è vero che Juan Jesus fa bene, è vero che Ossigat si è inserito anche lui bene, ma la coppia difensiva perfetta è Kim e Ramani. Che poi in qualche modo si rivelarono decisivi. Voglio vedere il Panterone Victor, vai Osimhen, va, magnati. Piancina di Simone Inzaghi, già sa che è niente. La serpente, vai Napoli, va. Che ha discoteco, frate? Tortami italiano, bravo, grande Olivera che è uscita dalla piede. Chi è morto? Vai. Bravo Piotr. Appoggia su Di Lorenzo. Non c'è nessuno, cazzo. Va bene, vai. Andiamo così. Vai Napoli, vai. C'era uno scontro fra Cialanoglu e Politano, però un po' di check, finché non c'è niente, dai. Si sono scontrati. Andiamo Politano, ti voglio vedere attivo, se no si va così al ciubilozzato. Forza Politano. Sì, ma anche Cialanoglu, si sono scontrati lì. Spendono di gioco, non c'è nulla. Attenzione a Kiss, via Kiss.
Lucazzo, dove vai? Cercare il bombo Lobotka. Ah, chissà che ha combinato. Mamma mia, ma Lobotka è da tutte le parti, ma pure chissà, Quando dico che devono giocare, perché sono la perfezione, se rischi di inserimento a destra e a sinistra, lo stesso chissà che va a recuperare i palloni per tutte le parti. Lobotka non ne parlando proprio, che giostra il gioco del nostro Napoli e poi anche lui, lo stesso Lobotka a recuperare palloni. Mamma mia che Napoli. Sono la perfezione di questo Napoli, vedete. Dunque possesso Napoli 16,40 sul cronometro, 0-0. Vediamo, accanto, prego, quando sono cattivo. Inserimento immediato. Grazie Rino. Armani, si abbassano Mosca. Già da che fine ha fatto? Anche la squadra sono un po' scomparsi. Vabbè, ma aspetto che arrivi. Mi fa piacere quando torneranno tutti quanti, anche l'amica in Svizzera, perché in Germania, sono in Germania. Siamo sempre a Rino, c'è sempre, grande Rino. Devi stare un po' più calmo, non cominciamo a farsi fare con noi c'hanno sempre il cartellino facile. Certo carico meno bello quello di Sarno, perché col primo controllo giusto sarebbe osservato il vantaggio dell'Inter si era guadagnato con questo tipo di gesto. L'Inter nella prima fase di possesso deve fare. Materazzi, vatti a mettere un po' Materazzi. Sì, Germania. Ovviamente dello sport come sempre inaugurale dal primo anno, pensiero diciamo a prescindere, insomma, numero sia di Barella che di Materazzi. È la prima fase di possesso che diciamo fondamentale per far cosa? Per far arrivare la palla agli attaccanti, cosa che era solo vai, che sbagliano pure loro, va. Bravo Di Lorenzo. Può provare con Rachmani. Bravo, cercare a trovare l'idea. 18:35 sul cronometro. C'è Barella su di lui. L'appoggio verso Kim. Ma neanche lui tutto il campo. Con precisione su vai Giovanni, la capità. Nuovamente Rachmani, Kim, Olivera, tutto il fronte difensivo del Napoli coinvolto nella circolazione di palla. Kvaratskhelia appoggiato. Ancora Kim. Altra sventagliata larga, precisa su Di Lorenzo, si fa vedere chissà, la giocata invece su Politano, potrebbe puntare Di Marco nel 1-1, c'è Mkhitaryan pronto al doppio, altro appoggio della zona di Di Lorenzo, quindi a chissà, a Cusilezio, nuovamente su Rachmani, la pressione di Bastoni che è rimasto alto, il giro palo del Napoli, Zielinski, vai chissà, vai. dopo di ritorno per lui da parte di Di Lorenzo. Andà là, che boss, ma che giocatore sì. Ma è bello. Mamma mia, quando uno si prende, non lo rido, porca mamma. Se la arrivo pallone, a un banderone. Il petto di Zielinski, gli fa del pallone. Grande. Verso Kvaratskhelia, 1 contro 1 con Darmian. Oh, cazzo. Dovevi andargli incontro. Grande Kim. Grande. Magnatilla Lugano, un fisico possente che c'hai, non lo prendi su Lugano, ma tu sei veloce e possente, Kim. Guarda lo Botka. Mamma mia chissà, Rino, mamma mia che giocatore. Ancora lo mocca, la situazione. Sporcando il pallone per un attimo a Sarnoglu, ci mette come per dire Zielinski, combatte alla fine all'ancora per i ragazzi di Spalletti. Con Politano. Di Marco su di lui, non c'è fretta, Rachmani ancora. Vai la mano, bravo. Sul plus. Il vecchio gergo del ciclismo in
attesa di sferrare la giocata giusta, ma parto dall'altra. Prova il Napoli. Missa, vai. 1 contro 1. Oh, e parli, su. E chi te porta, e parli, o fischi non fanno. Vaffanculo, vai. Io non lo so, non fischia mai un cazzo. Guarda là, va su. Fischi un po' su pesce. E parli su qua. Che cazzo, stabile milanese, io, vedi? Una per i cotoletti. Verificare le condizioni del 99 volante al polso. Ma io non lo so, Rino, non fanno così, io non lo so. Passato verso Onana. Almeno uno fischia, nemmeno uno, Rino. Troppo presto e con polemiche. Non so. Ora il primo palla l'intero c'è un fischio, subito. Tanto è così sempre. Siamo così. Il più lungo a cercare il campo. Non male che succede, non male. Non bene in banchina, ecco, insieme a Zedetto, Ragazzi, vi invito a lasciare un like per chi non l'ha fatto, siete 13 persone, per piacere, tanto non vi costa nulla. E condividete la live, per favore, dai, saliamo un po' di più, l'algoritmo, tutto, dai, per piacere, non vi sto chiedendo nulla, non è che vi chiedo i soldi, le donazioni, io se poi le volete farmi quelle le fate a piacere vostro, ma io non vi obbligo per nulla, almeno un like, visto che sto facendo la live e vi faccio ascoltare la partita, almeno quello, penso che lo meriti, che cazzo, almeno un like. Grazie Dio, grazie a Stato. Vai lo si perde, schiappaci l'anima. L'Inter che può provare con la ripartenza. Il movimento da parte italiana, appoggiata con la linea orizzontale, deve saltare la linea del pressing di Chiellini. Vai Kumara, vai. Vai che siete attori, siete schiavati, capito? Ma dopo stretta, allargarli, ma porca non fa. E c'avevi tutta la prateria, un po' la faccia. Acerbi, quindi bastoni, la tiene in campo, c'è violenza in quella zona. Alessandro. Appoggio verso Militari. Ciao. Buonasera Alessandro, non capisco il messaggio, è scritto un po' male. Grande Kim, mamma mia. Direttamente sul petto di Skriniar, insiste Barella. Altro scambio, Ciarnò, Barella, arriva qua a Skriniar, tocco verso Skriniar, 1 contro 1, palla verticale, l'anticipo di Kim, Kvaratskhelia prova a tenere in campo, alla fine Barella, quindi nuovamente Ciarnò, a dare continuità al suo possesso palla l'Inter, Barella. Ancora Ciarnò, sulla pressione di Chissà, costretto a mettere passaggio verso Onana. Tutte le squadre che giocano contro l'Inter sono tutte quelle che fanno sempre con la parte di gioco, il 2, per viene attivato per trovarlo. Diciamo la pressione costante dei giocatori del Napoli che sta impedendo soprattutto a Ciarnoglu di liberare il suo calcio a destra e a sinistra. Sì, di liberare la sua qualità, la sua che è quella di Mkhitaryan. L'Inter con i valori verticali e con il lavoro sull'asse c'è adesso parla proprio per il bene. Appoggio su Una partita molto bloccata. L'episodio farà la differenza in una partita così. Tutti marcati che il portiere può fare un passaggio. Basta un episodio, uno sbaglio difensivo da parte da entrambe le parti può decidere la partita. Speriamo non lo facciamo noi. Speriamo che sbagliate loro. Via Lugano. Mamma mia, meno male, se l'è mangiata la mia. Sull'asse verticale, Lukaku. Meno male. Si era liberato lo spazio, la sponda emergente di Dzeko
passato di Darmian e scegli poco, posizione regolare, vediamo tutto. Cazzo. Si parte con un movimento Guarda la grande azione, meno male che... Lukaku, e come era successo per Di Marco, anche Darmian di controbalzo, questo era meno difficile. Meno male. Era meno difficile. Meno male l'hanno sbagliato, meno male. Ma qui chiaramente... Che cazzo, basta! Giallo! Fanculo, va. Si voleva maggiore precisione nel Ma io studente al Cunigio, è giallo, basta. forse si penserà che dell'arma aspettare. Qui vediamo Madonna. Sì, meritando su se posso concludere lì, diciamo che Darmian era più complicato di Saresti. Speriamo lì, speriamo che ce lo facciamo noi con le collo, quasi di collo esterno a cercare il secondo palo, però lì rischiavi prova a piazzare il pallone Maduri, il suo occasione importante era l'Inter, nata dalla capacità di andare in verticale dei movimenti di Lukaku e Dzeko che continuano a trovarsi. Quindi la deviazione col pallone in alto, con Spalletti che batte le mani, pronto Olivera per la Hai spallettone, santificazione. Andiamo a trovare. Ora salveremo un giallo subito. Salveremo. Meno male. Meno male. Ci fossero noti presupposti per un vantaggio, hanno visto che non c'era, ha fermato il gioco. Questa è la doppia punizione per l'Inter della sua metà campo, vista con il non c'è. Una sera, sai, ci hanno rotto un cazzo, ci hanno fatto 5, lì ci fanno, ci hanno dato una punizione tutto un blocco. Sarà pressione di sinistra. Di Marco. Bastoni. Onana. Si è aperto Skriniar. Osimhen golosito dal pressing. Va a disturbare Miglionato. Palla profonda col pretesto di diverso che allontana. Poi Vai Piotr, andiamo Politano. Bravo Matteo, vai. Solo l'out, la richiesta laterale al Napoli. Di Lorenzo, a Chissà. Prova lo spunto a Chissà. Mamma mia, che gioco di gambe. Accompagna il movimento Kim. Kvaratskhelia. Ancora la bocca. Oggi la palla con Rachmani, che ci ha aperto per Di Lorenzo. Minimamente Zilinski. Non avrà questo pallone. Vai. Riapre sul Politano, la pressione di Marco, possibile 1 contro 1, punta Politano. Mannaggia, calcio d'angolo. Calcio d'angolo prima. Dai, siamo alla mezz'ora, calcio d'angolo. quanto vuoi di titolare di rigore. Quella densità, Sì, Sì, vanno troppo male l'Inter, va cattiva oggi, ma è normale anche perché è una partita importante. Noi invece lo siamo sempre pochissimo, quello è vero, ma è normale che fanno una partita cattiva, Rino, perché è una partita di cartello così importante nella classifica è così per l'Inter ancora di più di noi, perché l'Inter è obbligata su 3 risultati a vincere, il pareggio non è che gli serve tanto, giocando anche in casa. Vai. ancora 17. Vai! Mamma mia, Piotr! Mamma mia! Abbiamo l'occasione giusta, più con pazienza, con intelligenza, con la Più cattiva deve essere lassù. sicuramente di fare guardia chissà, ancora vedo Rivera lavorare centralmente, vede questo. Mannaggia la miseria, mannaggia. Voleva tirare esterno, non la passava il piatto, forte, mannaggia, di piatto. Mannaggia il felice, mannaggia. A proposito di Spalletti, Pier, perché non è contento del giro palla, Di Lorenzo è sempre solo e ci va Vai, mamma mia, vai! Seguiamo Kvaratskhelia che manda per questo pallone 1 contro 1, appoggia il Relica per la terra anche con Mo vanno il figlio per Barella, buttateli in Barella. Stavo cazzo già. Mamma lo guarda.
palle, che stupro, cominciamo di cazzo. preso un testone, infatti, lo tratto preso, lo Poteva fare molto meglio, disegnato, scena di San Siro. Se l'è bagnata la pioggia. Adesso bel gesto. Passava il piattone guardando la porta, no? Il piattone indirizzato bene, forte. Invece ha voluto farlo esterno, con la palla in movimento gli è venuto un tiraccio. 31-31 sul cronometro, 0-0. Spalletti dice, ma pallone... C'è buona barella per barella. 40 metri più avanti, non apprezzato. Ma che vai Gio, Olivera, va, magna pure. Bene, abbuzza bene chi ne vuole, così non va. Vai Kim, vai pacchetti di sigarette. Però ringrazia il compagno. L'idea era per Azzurra di andare subito sulla sì, era difficile, se volesse scappare c'era il mani dietro. Vai lo vodka. Mamma mia, che movimento sessuale che c'hai. Vai. Poi tanto sempre intero, intanto. Non lo so, facete una piscina di su campo. Ma vai! Non ci si magna lì là. Ballo, ma c'è stato il Ceren, per su, a cavare a schermo, stanno facendo, c'è un quadro ospedale direttamente, partite l'ambulanza a bordo campo. Ragazzi, ci faceva arrivare a fine partita, anche va. Non lo so, speriamo. La parte di Varela c'è quella di un po' di un altro. Se non ho capito male, adesso vedo i palloni con il momento sono in caso di funzione e quindi è stato ridato. Era stato fischiato l'offside e dunque per possesso Inter. È stato fischiato fuori gioco, Rino, purtroppo. Niente fallo a favore nostro. Tu guarda, viene a Tulluto e Mazzano. Praticamente. Non riesce a tenere palla, è rimessa Napoli, 33 minuti. Abbondante. È il Ciolito che sta vedendo il bambino. L'ultima volta in cui è venuto qui non è andato a Milano contro il Milan fece quel gol di testolina del Ciolito. E magari chi lo sa, entra quando anche con l'Inter e li fa cascare i denti interni, li fa cascare tutti interni all'interno. Hai Ciolito, va, mezza cifra. Assorbire un'assenza così pesante che poi invece dopo il rientro ce ne ha avuto numeri stellari con 7 gol in campionato che hanno fatto in quel piccolo Vai Kim, vai. stagione il capocannoniere assoluto dopo il suo rientro in campo dopo l'infortunio anche ovviamente la Coppa. Possesso Napoli con Di Lorenzo, ancora Rachmani. Lobotka indica la strada, che è quella di servire Kim. Viene contentato, Kim va per te. Vai, Napoli, vai. Su di lui, ho puntato, Kvaratskhelia, palla sul destro, trova la sterzata, Skriniar tiene. Allora Zilinski potrebbe riaprire, alla fine sceglie Politano. Ancora Zilinski, si accentra Zilinski. 1 contro 1. Bravo, bravi. 17, preferisce prudentemente andare su Kim, che taglia tutto il campo con la giocata ancora su Di Lorenzo. Poi cross bianchissa, cerca Osimena, lontana Skriniar. Lukaku potrebbe provare a ripartire, appoggia verso Barella, la pressione di Olivera. Barella deve saltare questa prima linea di pressing, arriva l'intervento dell'arbitro con la posizione. Rispetto all'inizio, diciamo, Lukaku gioca più centro destra, quindi centro-sinistra, sono transitati molto più palloni da parte del Belgio, da parte del Bobrina, in fase di uscita, c'è da rimettere giù, cercare di giocare meglio. Eccolo c'è, viene servito la Big Italian, metta bene la situazione napolitana, di mancanza possibile per il Napoli con Lobotka, che evita Di Marco, poi anch'essa, Di Lorenzo, altro appoggio verso Rachmani, apre verso Politano. Scritta titolare mondiale per il numero 17 con Napoli.
Politano, la sovrapposizione di Lorenzo, Giorgimene in mezzo, eccolo di Lorenzo, ancora in fissa, Armani, altro giro, sul team, altra manovra volgente, orizzontale. Vai Olivera, va. Finischi si è appoggiato, tiene nuovamente il pallone. Cambia tutto Finischi. Non è preciso verso Di Lorenzo. Lo scambio con Politano, ancora Di Lorenzo, Finischi che si propone, palla sull'Obotka, si propone ancora a Chissa, migliorato anche lui, momento di Lorenzo. Politano. Un altro giro su Di Marco, sulla posizione interessante di Lorenzo. Vai, mamma mia! Anche sarà caccia del pallone. Era levato dalla testa. Così bene, chi era? Cerbi o Spina? Prova di stendersi lì per Barella, accompagnato all'uscita dalla Vodka. I Kim sono andati in due per isolarlo verso l'esterno e alla fine arriva il 5. E stacciato pantalone. Quello di Napoli è chiara, cioè possesso palla nella tre quarti difensiva, nella tre quarti offensiva dell'Inter, quella dell'Inter provare a ripulire questi palloni che vengono, diciamo, due volte per difendere, diciamo, le iniziative del Napoli. Però se l'Inter vuole, si fa del fallo di Damiano. Esatto. Diciamo, È proprio l'intento giusto, nel senso sono valori spesso lanciati a cercare in astratto la profondità, poi vanno lavorati bene perché possono diventare potenzialmente. C'ha da l'Inter partendo da basso è riuscito ad arrivare sul l'Inter ha bisogno di alleggerire questo possesso del Napoli, qualche iniziativa, qualche uscito un po' più. Ah, chissà, ma pure tu che ci metti a sbagliare. Aia. Accordo Di Marco, calcio d'avanti. Bravo Gavira. Per ora due azioni pericolose, quella dell'Inter di più era proprio una palla da gol nettissima, nemmeno netta, nettissima. Sconta di zero per Darmian l'ha sparato. E poi abbiamo avuto l'occasione come quella di Zielinski. Buono scambio, Zielinski lì l'esterno la punta. Bravo Simen. Nulla di che, nazione per parte, è veramente di sicuro quella dell'Inter più pericolosa, però anche la nostra è la nazione da gol. 0-0, partita molto bloccata con il resto, molto combattuta a centrocampo. Squadre molto attente, a parte quella disattenzione che abbiamo avuto appunto sull'occasione dell'Inter di Darmian. Poi il Napoli mi sembra molto combattere, molto attento, così come l'Inter che non fa prendere nemmeno un pallone allo si mette lì avanti. Bastoni e Scrigna molto belli. Abbiamo avuto quell'occasione di Zielinski dove doveva far meglio, però non c'è nulla da dire perché l'Inter ha avuto dalla stessa parte anche essa un'occasione molto importante. Vai Napoli, ti più cattivo, va, dacci il palo. Per ora il risultato giusto, secondo me, che non è che abbia fatto chissà cosa l'Inter, per l'occasione un po'. Ah, mamma mia, meno male. Seconda occasione per l'Inter, ora cominciano a essere esame. Va bene, non va bene. Servito da Dzeko, poi qui sul minuto, cerca di incrociare, alza. Ma l'ha toccata Meret, non lo so. Però alto di bastone, sono un po' forzata da parte di Lobot, stranamente centrale. Quindi questo è l'Inter in tre passaggi della volta. Anche Ventola a osservare. Non l'ha toccata, mamma mia, no, per nostri errori, Prova alla cabina deviata, arriva Sharanov. Sempre Dzeko. Ecco lui per Di Marco, quindi Bastoni ha ripreso l'iniziativa dentro adesso ancora Dzeko riapre Barella, si gonfia Barella. Oh! Di Marco! Meret! Mamma mia Meret! Era fuori gioco. Mamma mia però. Di Marco ha avuto la sua grande occasione, è stato comunque bravissimo Meret.
No. sinistra del corpo da oltre, in ogni caso Meret ha fatto il suo. Mamma mia Meret, però era fuori gioco, però Meret che palla da fare. Mamma mia. Con la tecnologia. Alex, grande Alex. Oh, si vede, voglio bene, ma pigliano un pallone. Una chiamata che ha tolto. Cioè, capite che chi si cazzo stanno in quello mezzicco, ma un pallone, pigliate, va a te. Un falcano che pesa quintale, no? Che pesa chilo, quando che ti piace mangiare, e tu che si un sciannellato, una stecco blocco, ma Le partite in campionato in cui è rimasto immaturo, ovviamente anche per meriti della sua difesa, tra l'altro a Tirana hanno mettere la terza in nazionale per lui in carriera. come lo chiama mio suocero, Ciangalone, Osimhen Ciangalone. E Ciangalone, perché corre tutto storto, cammina tutto storto. Vai Ciangalone, vai, facci un gol, Ciangalone. Non porta, vai. Anghissa, Andiamo Napoli, su. altro scambio con Kim, mette Anghissa. Ma come ma ci affascinano poco. Sempre Kim. Sono d'accordo, Lino, dobbiamo fare qualcosa là avanti. Che vuol l'Inter ci ha un po' schiacciati, ha avuto le sue occasioni. È vero che quella di Marco era fuori gioco, però quella di Lucardo ce ne siamo fatti andare via. Troppo facile, se non è se ne va a sbagliare, se ne va. Come quella di Darmiani. Ci hanno bucato 2 volte facilmente, abbiamo commesso qualche errore. Se bucate mi fanno un po' paura. Sì, l'idea era buona, era difficile riuscire a tirare il pallone. Lo bocca sulla pressione di Ciaranoglu, palla verso Kim, quindi può salire Olivera. 80 secondi e poi il recupero, vedremo se ci sarà anche qui un po' di tempo cacata, con le indicazioni da Napolina che in qualche modo sono viste anche poi in tattica. Ma non danno, va. Vedremo quanto sarà il recupero. Intanto il lavoro avanti di Politano, poi si rischi. Manovra, Diavolo, risolta a me, cerca di Lorenzo, ancora Zirischi, prova ad accentrarsi Zirischi, col mancino serve Olivera, sei larghissimo Kvaratskhelia, ancora Zirischi, Skriniar, Bello. quindi di Lorenzo, Vai! Mamma mia! Mamma mia! azione, Mamma mia, un po' meglio là. se non tiene conto, ma anche un assist, vediamo tutto, grande pazienza del Napoli qui, poi dopo di Anchissa, col valore del Senato, Sì, questo è con tutto uno si fa vedere al centro dell'area. ma c'è il Presidente con vecchia manica, storie tese. Il difensore deve fare quello, fare anche quello, prendere un riferimento, cosa che aveva fatto anche Bastoni, però era stato anticipato dalla zampata di Anghissa. Adesso si chiude. Sì, proprio bloccato da Cervi, da Bastoni e da Skriniar, che lo stanno sovrastando. L'attaccante del Non lo fanno più nemmeno un pallone. ha riportato la carta. Scambio il 45esimo. 0 recupero. Ah, fine primo tempo 0-0. Non siamo allora. Finisce il primo tempo 0-0 fra Inter e Napoli con Dzeko. Ovviamente gli altri vanno negli spogliatoi, ci vediamo solo per un attimo. Non lo so, Rino, io azzarderei quasi, ti dico una cosa, Rischi non lo toglierei. Azzarderei a fare giocare Raspadori al posto di Politano. Novara, Osimhen, Raspadori. Poi resta azzardo qui. O addirittura Lozano al posto di... che Lozano è proprio il ruolo di Politano. Lozano al posto di Politano. Raspadori sì, potrebbe giocare anche, tanto per me Raspadori può giocare anche a destra, dove gioca Politano, può giocare entrambe le fasce, lui sa tanto bene, un giocatore
che vale in più posizioni, anche la tre quarti, no? Lo metti magari sulla destra al posto di Politano, che non è che ne stia facendo impazzire. Secondo me va cambiato Politano. Zielinski può fare sempre la sua giocata, è vero che ha sbagliato quel tiro lì, vabbè. Però Zielinski non lo toglie, io non lo toglierei mai, perché mi ricorda ancora quello che fece contro l'Inter, lui ti può sempre inventare quel tiro da fuori, no? Che ti fa la differenza, ti può far vincere la partita. Sicché Zielinski non lo toglierei. È tempo di scendere in campo di nuovo. È tempo di nuove sfide. Politano troppo leggibile le sue giocate, se ne va sempre sul sinistro e prova la giocata a rientrare, un po' come Insigne, no? Questo programma è presentato da non è cosa, io lo cambierei. Niente, fine primo tempo, vediamoci questa pausa e speriamo in bene. E speriamo buona. Finché la barca va, lasciala andare. Speriamo bene, veramente. Ai ai ai. Napoli, dai. Forza Napoli. Siamo con te. Vediamo che ce la facciamo. Grazie Rino, a dopo. Va a mangiare. Io ancora era già mangiato, sono capo un'aula, sono uscito alle 8 da lavoro, ho fatto le corse per venire qua, per vedermi in Napoli, poi da zona con cazzo non funzionava, ha deciso di funzionare dopo ben 6 minuti della partita, vabbè, sono perso 6 minuti, meno male, che mi è andata pure bene, meno male, però da zona ci è cassato giù cazzo, perché non è la prima volta che ho fatto così, poi di punto e bianco tutte le partite le ha fatte vedere tranquillamente. Arrivo un Napoli la sera e ci scasso cazzo a Sobocca, poi la Tavoto che non andava a linea, cioè io non lo so, vabbè. Non vedo l'ora che tutte le partite passano a Sky, perché non è possibile ogni volta così. Comunque, ragazzi, però riguardo la partita ci hanno scelano poco. Mangio dopo, Lino, grazie, buon appetito a te. E niente, dopo la live farò anche il video post partita, il video dopo partita, lo lascio sul canale. E niente, speriamo bene nel secondo tempo, nel finale di primo tempo ci hanno fatto cagare sotto perché non mi è piaciuto, abbiamo concesso all'Inter delle imbucate che non dobbiamo concedere perché comunque hanno dei giocatori che ti fanno male, ti possano far male, meno male che Darmian se l'è mangiato, meno male così anche che Lukaku l'ha sparato alle stelle, ma non c'è 2-3 senza 3, attenzione, siamo concentrati sul pezzo perché questi hanno anche Lautaro che può subentrare, hanno giocatori che possano far male, non dobbiamo concedere più queste occasioni qui, mentre noi Osimhen troppo bloccato lì, ci vuole qualcuno più alto e io sono d'accordo con Rino, dentro Raspadori, fuori Politano, Raspadori più vicino ad Osimhen. Niente, io cambierei questo per ora, poi nel caso anche Lozano dentro e fuori l'altro esterno, e cambiarli con Raspadori al posto che va a sinistra e Lozano a destra, però attualmente farei entrare solo Raspadori. Poi più là, se le cose non si sbloccano, faccio entrare pure Lozano. Però comunque, ragazzi, il Napoli ha fatto troppo poco. Quell'occasione di Zielinski, poi passa. Abbiamo giocherellato quel pallone, il possesso palla, però secondo me dobbiamo fare di più dobbiamo provare di più a tirare in porta, no? A provarci, a fare qualcosa, qualche tiro da fuori,
non provare a entrare col pallone dentro. Il Napoli deve provare, perché ho visto che comunque Osimhen lo tengano in area. I difensori dell'Inter, Skriniar, Bastoni, Acerbi non lo fanno girare, non lo fanno giocare. Non dobbiamo entrare quel pallone dentro, ma dobbiamo provare a tirare da fuori area, secondo me, perché a volte riusciamo anche bene a muovere il pallone velocemente, proviamo il tiro da fuori, no? Perché comunque i tiratori ce abbiamo Zelinski, vabbè, a Mister Robot no, ma abbiamo Zelinski, abbiamo il Kvaratskhelia, lo stesso Politano, Osimhen comunque bloccato, sicché ci possano provare gli esterni più Zelinski. Per questo io sono per restare comunque con Zelinski e Kvaratskhelia in campo e mettere Raspadori al posto di Politano, che anche Raspadori è uno di quei giocatori che ti inventa la giocata e ti fa un bel tiro da fuori area, come già ha fatto in altre partite. È capace anche nello stretto scambiare con giocatori veloci come Kvara, capito? Lo stesso Osimhen. Vediamo un po' Spallettone che farà nel secondo tempo. Sicuramente ci sarà da fare qualcosa in più se vogliamo portare a casa i 3 punti, perché così non vedo il Napoli che possa portare a casa i 3 punti, anzi si rischia anche un pochettino di non portare nemmeno un pareggio, perché comunque l'Inter nel finale ci ha messo un po' in sofferenza, no? La fase difensiva. Dobbiamo stare anche più concentrati, perché nel finale abbiamo sofferto le imbucate, no? Siamo stati imbucati un po' facilmente, secondo me. Niente, speriamo in bene nel secondo tempo. Sono molto fiducioso, ragazzi. Diciamo che per quello che abbiamo visto, secondo me è giusto lo 0-0, anche se le occasioni più pericolose le ha avute l'Inter. Due occasioni praticamente nette da gol. Vabbè. Buonasera Luca Caccavalle, buonasera Fratimo, buonasera Antonio, come stai fratello? Tutto a posto? Niente ragazzi, se non avete lasciato il like, per piacere lasciate. Niente, sì, per me se si gioca così non si vince, Luca. Dobbiamo fare di più. L'ho detto, dobbiamo azzardare, dobbiamo fare di più. Raspadori subito dentro, se finisce 0-0 è già un miracolo. Diciamo che un pareggio va bene, anche se io non mi accontento, io voglio vincere, che vincere è importante anche per il morale, no? Le vittorie aiutano altre vittorie a vincere sempre. Oggi a Milano sarebbe importantissimo vincere dopo che ha vinto già col Milan, a Milano anche con l'Inter, no? È un segnale importante al campionato e ti ributti il Milan a +8 e la Juve a +10, ma un pareggio comunque meglio di una sconfitta sicuramente. Tiene l'Inter distante a 11 punti, ma comunque c'è Juventus e Milan che recuperano 2 punti su di te. Comunque sì, meglio un pareggio di una sconfitta, però io la voglio comunque vincere, quantomeno provarla a vincere, cose che abbiamo visto inizialmente. Poi nella fase finale del primo tempo abbiamo calato un po', siamo andati un po' a calare, questo mi ha preoccupato un po'. Speriamo bene nel secondo tempo, mi aspetto forze fresche e mi aspetto una reazione da parte del Napoli. Buonasera Carmine. La vittoria ci darebbe uno spirito in più, ma anche un pareggio va bene. Che dici? Sono d'accordo, cioè siamo d'accordo per quello che dicevo, che ho appena detto, no? Al Napoli la vittoria darebbe più morale, aiuterebbe a vincere sempre di più, no? Le vittorie aiutano a vincere sempre. Un pareggio comunque a Milano con l'Inter, che l'Inter è praticamente obbligata a vincere, visto i punti di distacco con il Napoli. 11 sono tanti, non sono pochi, e se non vince questa sera si mette difficile
diventa pesante per l'Inter recuperare, no? Anche se il campionato è lungo, ma comunque sono sempre 11 punti. L'Inter è obbligata e per questo caso anche un pareggio non è da buttare via a Milano con l'Inter, intendiamoci. Però io voglio vincere comunque, capite? Noi si vuole comunque vincere sempre, no? Si prova, quando meno provare, no? Speriamo nel secondo tempo, Antonio. Sai chi ne paura, a chi lo dice? Carmine, poi la squadra avrebbe la consapevolezza che può vincere lo scudetto, questo sicuramente, ma io penso che comunque anche ora ci stanno pensando. Ecco Raspadori, parlava Luriano e spunta nel gol. Ecco il nostro Giacomino, facci un gollettino Giacomino, magari anche il Ciolitino nel secondo tempino, che dici tu, quel ciolito dentro e il minuti finale al posto di Simeone. Però Osimhen deve stare sempre in campo, poi nei minuti finali se non riesci proprio a fare, butti dentro Simeone al posto di Osimhen per cambiare qualcosa, no? Noi abbiamo qualità anche dalla panchina, basta pensare che c'è Giacomino Raspaduri, Lozano, lo stesso Ciolito Simeone, abbiamo anche la carta Ndombele a centrocampo, lo stesso Elvis Mas, cioè questo Napoli è forte. Cioè quest'anno abbiamo una panchina degna, no? Per lottarci il primato, no? Non voglio dire quella parola lì, comunque abbiamo tutte le carte in regola per poterla vincere questa partita, ma anche per poterla perdere. Poi Juve, una partita da tripla, stando a vedere come è andato il primo tempo, per me dico che pareggiano. Che il pareggio alla fine, come ho detto, sta meglio a noi che all'Inter, però io non firmo per il pareggio, io voglio vincere la sta partita. Poi se si mette male che la devo perdere, allora mi accontento un pareggio, capite? Se vinciamo di quanti punti stacchiamo, me lo puoi ricordare che non me lo ricordo. Se vinciamo con l'Inter stacchiamo di 14 punti, praticamente all'Inter hai capito cesso praticamente. Invece con il Milan ce lo riportiamo a più 8 e la Juventus a più 10, sarebbe un bel margine di vantaggio, no? Perché se speravo la vincita non è facile, comunque, come ripeto, non è facile perché l'Inter c'ha un risultato su 3, è obbligato a vincere e non si può permettere proprio di perdere, anche pareggiare, ma di perdere proprio non si può permettere, che non è facile. Poi. Eccolo pure il Mas che si scarica con Giacomo Raspadori. Il Napoli invece che la partita la fa sempre. Ma no, va! Che t'ha placato se fai? Non mi dico sempre. La qualità degli ultimi 20 minuti. Con la scheda hai provato qualche volta, ma è sempre andato verso il centro del campo. Ma Luca! Tanta densità e tanta un Napoli. E così da fischiato l'altro. Allora, carico no. Il pallone a questo punto è sulle nostre linee. È giusto celebrarlo, un sorriso fra Varella e Politano, un clima apparentemente distento, sta un primo tempo dal punto di vista della correttezza in campo, più che distento, insomma, passato importante, anche qualche scontro duro, eccetera, insomma, sostanziale correttezza in campo. 14 punti non ci recupererebbero più. L'Inter sì, però ci sono sempre Milan e Juventus, anche se vincendo poi ti porti sì l'Inter a 14, ma ti porteresti anche praticamente la Juventus a più 10, scusa, e il Milan a più 8, è un margine importantissimo anche quello lì.
sulle pretendenti a romperti il cazzo con un campionato. L'Inter si sta caricando. Ragazzi, secondo tempo, vai Napoli, va, schiattiamo la capo il serpente e mandiamoci, anche se è un po' schifoso, ma il freno potenziale dell'eventuale vittoria piuttosto facciamo la mano. Vai così bene, vai! Vai Panderone! Vai, come si bella! La distanza è tanta, questa ragionamento di Massimo Rossi ci sta pienamente. Ragazzi, vi ricordo di lasciare un bel like, condividere la live e se volete un caffeino, una pizzettina, una birrettina, troverete i PayPal in descrizione. A piacere vostro. Darmian, preferita Dumfries, in copertura attenta su Kvaratskhelia, ha avuto anche una grande occasione per portare in vantaggio Dal Milan 8 punti e la Juve 10, quel Napoli non ne sbaglierebbe più una partita. Speriamo. Lukaku con Lautaro. Speriamo E il veramente. panchino, primo possesso della ripresa, con Napoli che va. È iniziato il secondo tempo, ragazzi. Andiamo Napoli, vai. Mkhitaryan, verticalmente. Rachmani in vantaggio sulla versione da parte di Dzeko, riesce a cavarsela senza problemi, lo monta a evitare l'arrivo di Barella. Può salire Olivera. C'è Ciarnocco in quella zona. Ecco qua Kvaratskhelia. Piuttosto frenato nel primo tempo, dalle attenzioni particolari dal punto di vista tattico che l'Inter ha predisposto su di lui. Vai, buona partita, fratello Carmine. Forza Napoli sempre. E speriamo bene. Facciamo le vite. Palla esterna, uno contro uno possibile con bastoni. Prova a danzare sul pallone. Oggi nuovamente, verso Di Lorenzo. Viene incontro a Kvaratskhelia. Politano. A col bacino mobile, verso centro Osimhen. Lontana Servi. Alla caccia del padrone Lukaku, anticipato da Kim. Al punto di Mkhitaryan. C'è come attaccare con 4 uomini. Palla verticale verso Lukaku. Il duello con Kim. Dall'altra parte c'è Barella. In tocca per lui. Meno male. Adesso abbiamo un controtempo. Il Napoli si salva da una situazione potenzialmente insidiosa. Non è riuscito Lukaku, diciamo, a servire con la traiettoria giusta Barella, ma ancora una volta la pulizia dell'invito di Dzeko aveva messo Lukaku nelle condizioni di andare uno contro uno, si vede la condizione non è ancora anche a livello di fiducia, perché lì il vecchio Lukaku Eccolo, ciao Rino, bentornato. Assolutamente. Il Lukaku delle prime 2 stagioni, quello da 34 gol in 51 partite del primo anno, da 30 gol in 44. Facciamo la cava, Rino, facciamo la mano. Speriamo bene nel secondo tempo, dai. Andiamo, andiamo. Solo gol. Recupero la parte di Darmian, poi Barella che manovra, Ponce. Ancora terzato il numero della Kvaratskhelia, va verticalmente verso Darmian. C'è Olivera su di lui, alla buona Lukaku, sulle Kim. Prova ad uscire il Napoli, la pressione alla fine è fallosa. E dunque sarà calcio di punizione, forte c'era Mauro, non è convinto. Allora. Vediamo, intervento su Zelensky. si è cominciato in avanti con un po' perché parlare di Kvaratskhelia nella partita diciamo, normale fino adesso che Giorgia non c'è più il merito di Darmian, bravo, attento. Mentre qui vediamo delle rotazioni dei giocatori che stanno facendo il classico riscaldamento di dito del ritmo, c'è anche Lautaro premiato per il titolo mondiale 4 minuti prima del calcio di inizio. Colpo bastone, la rimessa con le mani, cerca la profondità su Lukaku. Lukaku prova ad andare anticipato, ancora Lukaku, alla fine si tiene stretto questo calcio. Sì, in questo caso non so, sarebbe da rivedere Kim non gli offre l'approccio subito. Adesso lo fa un po' indietreggiare e gli fa perdere un po' le due, un po' di seconda battuta è riuscito poco a contrastare. E adesso calcio d'angolo per l'Inter, con 6 saltatori, tutti schiacciati dalle parti di Meret nell'area piccola. Napoli che riesce a uscire, ma lui del predicare napolitano, quando giocano del Napoli, sulla situazione precedente, sugli sviluppi di calcio d'angolo. Edoardo, buonasera, ci fai vedere la partita che io tifo l'Inter ovviamente. Non posso, mi bannano, fratello, non posso, mi dispiace. Forza Napoli. Se vuoi ascolta, ma non posso fartela vedere.
si rialza, Giovanni Di Lorenzo, gol ad Amsterdam, Champions, mi sembra fatto male come la caduta. No, no, l'ho presa proprio in faccia. Ma la Una palla cosa, sì, sì. così potendo vedere Vedi, no, purtroppo per lui, cioè, adesso io vorrei Che dire, palle, scusate, non battete in video. Ah, loro così, ma veramente il 22 del Napoli, nulla di grande, ma riprende della sua posizione. 4 minuti e 20 sul cronometro della ripresa. Raghnani ha appoggiato verso destra, c'è la pressione di Dzeko. La direzione di Barella, palla che finisce in auto, rimessa da tenere ancora dentro. Pronto Oliveira. Scambio con lo intervento efficace, senza fallo, duro da parte dell'Inter. Io Barella, voglio dire. Il considerato cercare Lukaku. Bravo a Missa. Poi a Missa, probabilmente l'ordine, quindi lo bocca da Playmaker. Imposta verso Osimhen, spalla alla porta, combatte a terra, Osimhen, non c'è fallo, secondo l'arbitro si gioca, possesso dell'azzurro, avanzata da parte di Mkhitaryan, quindi c'è Ronaldo, si è aperto Di Marco, palla per lui, pensa al cross, a colpo Dzeko, addomestica il pallone, deve girarsi, riapre ancora Di Marco, deviazione, calcio. Bravo Ramani. Ma sta corto però, L'arbitro sta circondando, sono qui piacenti, che aveva lui iniziato l'azione con quell'uomo contro Osimhen. La prima palla di Di Marco, Non so nel momento se trovare, non lo va. Aveva controllata e alla fine è stato questo calcio d'angolo, va Di Marco alla battuta col bacino, palla verso subito fuori dove spiegare Bravo, un po' di danno, vai avanti. Mannaggia. Vai Zelischi. A Bastoni, allora Zelischi, lo bocca, Rachmani, Di Lorenzo, Politano, buon fraseggio Bello, vai Missa. Vai. questa situazione. Quindi Zelischi. Andiamo, vai. Benissimo, e adesso va in zona Kvaratskhelia, occhio al suo movimento, salta da Bianda, vuole ancora 2 contro 2, riapre, Vai, cazzo! Occasione clamorosa per il Napoli questa, ringrazio il compagno Osimhen e lì che deve ringraziare Cialanoglu. Se si è trovato Già miseria, mannaggia. Nonostante è stato un saltino, Avevo presa la posizione. un pezzo taglia fuori che ostacola Osimhen senza fallo, senza rischi. Comunque a sottolineare la giocata di Cialanoglu, ma anche a sottolineare l'azione del Napoli che con il pressing dell'Inter, con un fraseggio molto brillante è uscita alla grande e poi aveva liberato finalmente un po' di campo per Kvaratskhelia, cosa che nel primo tempo non è riuscito a fare molto spesso. Onana. Cialanoglu. Dio cercando Lukaku, anticipato da Rachmani, sfiora il pallone dello Bocca, lo domestica Cervi, evita Osimhen, apre su Barella, 7-20 sul cronometro di questa ripresa. E quando alla fine ovviamente il Sunday Messa, Magnadino. hanno cantato i suoi ospiti, interviste, Bravo Zelischi. immagini, tutti i punti di vista di questa lunghissima giornata di campionato, cioè da 12 e 3. Possesso dell'azzurro, ancora Cialanoglu, Skriniar, Darmian. Vai. Zelischi, non ti lavo per, mannaggia. Contro la partita da Onana che scende comunque Bastoni. Ecco, guarda. Mamma mia. Torino aveva addosso. Ha fatto capire niente, in due stretto se ne aiuta. Si rischia da poi di Bastoni. Peccato quello stop, poi Cialanoglu ha preso posizione, ha fermato il possibile gol di Osimhen. Colpo di testa sul quale arriva Benetta, anche se c'era stato un attimo di panico per i tifosi del Napoli perché il pallone sembrava anche in zona Lukaku e ci comodo il recupero del portiere. Anch'issa alla profonda cerca del Politano, l'anticipo di Bastoni su di lui, sarà rimessa la tale per il Napoli.
Spalletti ne approfitta per dare qualche indicazione. Guarda, un richiamo per cercare di cioè giocatori di servire il fitness. Quello che mi piace tantissimo di cercare di posizione, soprattutto quando Gianluca si alza sulla vodka e va a giocare in verticale, Spalletti ci cerchiamo. Adesso alza il pressing l'Inter. Guarda il problema di Marco, c'è ha servito Barella, Oh, due volte Barella. Poi dall'altra parte a Scerri anticipa Osimhen, ci mette il piede di Mkhitaryan, Bastoni non si fida che sceglie nada, poi tutto fermo, con l'intervento dell'arbitro, ma nei minuti tirati al primo tempo, in questo piede di presa, l'Inter ha cominciato a utilizzare un pochino più di aggressività in fase di non possesso e i risultati si vedono più così l'intervento precedente tra Acerbi e Osimhen. Sì, questa è la cosa nuova, perché se risalti troppo, quindi salti e non prendi il pallone, non fai il tempo poi a rientrare, diciamo, per contrastare il tuo avversario. Kvaratskhelia recupera il pallone, libera per un attimo, Kvaratskhelia prova a tenerlo in campo, non ci riesce, sarà rimessa laterale dunque. A disposizione per Darmian, si fa vedere Barella. Ci pensa ancora un po'. Il giocatore del Toro. Cambia il punto su Mkhitaryan, gran palla a cercare Di Marco. Vanno dentro Dzeko e Lukaku. Di Marco pensa al cross del No! Dzeko di testa, il cross perfetto, la scelta di tempo sublime di Dzeko che porta la diritto. E tre gesti tecnici pregevoli, il cambio gioco di Mkhitaryan forse il primo, e il cross stava ordinare da parte di Di Marco e avere toccata il Dzeko, sentenziare secondo me 10 minuti fatti bene da parte dell'Inter in questi inizi di secondo tempo. Io non avevo visto un calo nel finale di primo tempo. Guarda là, guarda. Questa è la prima. Adesso La va, guarda. grande apertura di Mkhitaryan che cambia usato verso Di Marco e poi cambia il momento sul cross. La mano dove stava addosso. Cioè. Sì, è di Dzeko in questo momento osannato da San Siro. Fanculo, vai. Riesce a Fanculo. diciamo, allargare il campo in maniera così netta, con un cambio di gioco così chiaro, con un posizionamento non correttissimo da parte del Napoli, ma però la qualità tecnica di questa giocata, di queste tre giocate, cioè il merito. Decimo gol stagionale, settimo gol in Serie A per il Dzeko, sesto gol in Serie A per Napoli, secondo il Ma com'è possibile? Nessuno, tutti alti, diciamo persa Di Marco, ma pure la Mani che non sta sull'uomo, guarda un pallone. una connessione straordinaria con Spalletti, una stagione incredibile con l'attuale allenatore del Napoli, con 39 gol, 51 presenze totali. Sì, nell'ora madornale, ce li siamo persi. A Di Marco e poi Zero, prima Di Marco e poi Zero. Ah, no. Ah, no! E chi è buono? Dai, ora voglio il pallo, voglio una reazione della squadra che chiude là. Questo è il finale, perché che salta troppo, non ha fatto sarà proprio più verificare lo spazio per vedere che è qualità. Skriniar, colloquio con il direttore di gara. Sul punto di battuta si rischia Politano. Ovviamente tutti i saltatori del Napoli per prendere posizione. Tutta l'Inter, a protezione di 16 metri, a barriera 2, con Di Marco Barella. Le indicazioni da parte di Ionana. Tedeschi, alla barra del mezzo, colpo di testa, finisce Alcio. Era riuscito a trovare un po' di spazio da Ionana per la conclusione di testa, senza i pensieri da Pamponana. Rivediamo tanto il gol di Dzeko, bellissimo. Colpita veramente forte. Andiamo a campo, la Bernardi. Talmente bello il gol di Dzeko
nessun giocatore dell'Inter è rimasto in panchina anche per far capire come sta vivendo la panchina di Inzaghi in questa partita, con le tante occasioni sbagliate. Poi in particolare Cialanoglu su qua è esultato un pochino prima perché è corso in panchina a farsi mettere una pomata sull'interno coscia sinistra, evidentemente per aiutare un po' il muscolo. Al numero 105, 251 presenza di Serie A per Dzeko, uno dei centenari del nostro calcio. Barella qui ringrazia per l'idea che non era male. Ci voleva proprio. Una parte di me. Andiamo. Napolitano dall'altra parte, sulla pressione dei bastoni. Cambia qualcosa, Spalletti, cambia qualcosa. Guarda sia da Spalletti, lasci via. Adesso chiaramente il Napoli dovrà aumentare l'intensità della propria pressione. Ha fatto una partita di buon possesso palla con grande pazienza. Lozano pure, tutto e due dentro, la Spalletti e Lozano. Adesso serve la pericolosità di Penza. Prima del gol, diciamo, di Dzeko, le due squadre non avevano calciato verso la porta. Il primo tiro verso la porta, l'Inter abbiamo già detto, essere stata più pericolosa del Napoli. Ancora possesso per il Napoli che prova a fraseggiare, torna sulla Lobotka, si prende qualche metro, fila su Di Lorenzo, scala in alto in pressione su di lui, appoggia nuovamente sulla Lobotka, gli si fa incontro Cialanoglu, imbucata, efficace, a servire ancora Rivera, allora Lukaku in qualche modo Cialanoglu che serve 100 possibile ripartenza, Lukaku viene anticipato, 4 giocatori del Napoli a squadra della meglio, stato decisivo l'intervento di Kim, adesso prende in campo il Napoli con Rivera, quando il processo dell'azzurro sul contratto precedente, si gioca davanti con Lukaku vuole fermare, Lobotka, scala Darmiani in pressione, Kvaratskhelia, campo di campo, Kvaratskhelia, prova ad accendersi, Kvaratskhelia, Mamma mia! l'esterno della rete, ha fatto tutto benissimo, poi c'era oggettivamente poco angolo per trovare il tiro, vediamo. C'era tanto spazio per allargare la scritta, per cui c'ha tempo di muovere il pallone. La prima volta che No, l'esterno della rete. avvicinata l'ho visto fare tante volte, poi da lì sa poco a poco non più. La delusione di Polina. Ricordo per Dzeko. Dzeko che sale a quota 221 reti fra Bundesliga, Premier League e Serie A. Fatto ampiamente, già da molti anni. Oh, che cazzo fate? Palloso. Anche sta, è parlo delle cose. E la pressione su Rachmani. Adesso li vediamo. Questo intervento c'è anche Barella in agguato. Non ha avuto dubbio il direttore di gara nel calcio di posizione a Napoli. Vi dicevo, 221 gol. Tra Bundes, Premier League, Oh, non Serie ci A. siamo, deve cambiare qualcosa. Andiamo! Su Kerr, a 120. Vai, vai! 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 Tirali! Marca puttana, Di Lorenzo! Tira! Caccia il pallo ogni tanto! Ma per cazzo! Non vedi così me ne stiamo bloccato? Tira, no! Mamma mia! Ovviamente il colpo di testa perfetto di Dzeko, ma anche la fattura davvero notevole per il cross di Marco, guarda campo, Mario Bernardo. Non ci sarà la nulla perché entra Lautaro per Lukaku e in questo momento Inzaghi ha richiamato anche Gosens, si prepara in più. Tutto è pronto per la rimessa laterale. Non c'è nulla da dire, hanno fatto un bel gol. Noi ce ne siamo persi con Michigan, ci siamo persi. Facciamo serio, tenevamo questa occasione, tenevamo. E tira una volta in bordo, di dove troppo altruista, non fai cross, può fare. Ogni tanto è pure improvvisata, nessuno si aspettava che tu tiravi, invece tu eri tirata, dovevi tirare. Loro si aspettavano un cross, invece là dovevi tirare. Quello sì, lo poteva provare l'uscita, però non lo so, non mi sento di dare tutte le colpe sempre a Meret. Dobbiamo essere più attenti nella fase difensiva perché già nel finale del primo tempo abbiamo concesso all'Inter,
l'abbiamo già concesso nel finale di primo tempo. Fuori Lukaku, urla la partita di Lukaku, Mandolo. Non ha fatto male. Su questa media di come aveva finito la stagione. Neapolis, buonasera fratello, niente, Simeone fatto un metro, buonasera, buonasera a tutti fratello. Non mette Simeone, non mette a Raspadori, non mette a Lozano, ma che cazzo sta aspettando Spalletti? Quando esce la partita, mancano 25 minuti, ma più recupero, però che cazzo, 25 minuti. Cambia ora, porca, cambia finalmente. Fa qualcosa pure tu. Ah, Lozano e Raspadori. Finalmente. Dammi aspettare, finisce la partita. Chi esce? Fuori Italia e Zelischi. Meno male. Dai, meno male. Che cazzo. Sì, dentro tutte e due, meno male. Sta seduto, anche io stavo dicendo a Nuovo che era andata così. Che guadagniamo solo l'Inter e noi stavamo a guardare loro. Un dolore all'Inter di Spalletti, segnato un gol pesantissimo, decisivo, cioè così parla della maglia del PSV a San Siro contro i nerazzurri. Il campo, il classico cambio, il classico ballottaggio gol napolitano. Vedremo il nostro andare, vedremo anche il nostro andare a Raspadori e poi c'è un campione del mondo, Lautaro Martinez. Appena entrato in campo e vedremo come si spiega. Sì, e se per l'Inter diciamo cambia il numero delle posizioni, cambia per il Napoli. A seconda di quello che sono i compiti sono stati dati a Raspadori. Si parla anche del fatto che uno sarà Mezzala, è uscito al posto di Zielinski, o faccia diciamo quello che giocherà costantemente dietro questo vedremo. Vedremo tutto questo programma, intanto il gol di pallone che viene raccolto da Napoli, quando uscì di Lorenzo. È nostro. Saltare per i Napoli, 66esimo. Comunque arbitraggio scandaloso, che sfaccini. 6 presenze, 250 minuti, 14 tiri senza trovare il gol. Ma dobbiamo fare di più noi, Neapolis. Andò, dobbiamo fare di più noi. Non possiamo attaccarci all'arbitraggio e altre cose. È vero che ci ha fischiato pochi passi, però da Napoli mi aspetto di più. Abbiamo concesso troppo nel finale di primo tempo, anche nel secondo tempo all'approccio. Ora voglio le palle, voglio che sul risultato di 1-0 voglio che Napoli abbia la reazione dalla squadra che è del primo posto. Voglio la reazione. Sembrava contenta la configurazione, era la stessa del gol, cioè rimessa laterale di Chitarra che la fa sfilare e favorisce l'uno contro uno. Ultimo tocco con lo scampino rosa di Lorenzo. Dunque, calcio l'angolo a favore dell'Inter con Cialanoglu. Vicino alla metà della ripresa. Punto il Napoli in protezione di 16 metri. Dall'Inter ovviamente. In avanti. La mano in destra, palla in mezzo, colpo di testa su. Andiamo, vai giù. Seconda possibilità per Cialanoglu che rinuncia. Si tiene stretta la rimessa. Da Passoni. Passo rosicando come un pastoro, veramente, vai giù. Camarezza, pigliamo un gol così. Prende un gol proprio dormendo, perché siamo entrati dormendo. Come abbiamo finito il primo tempo, si è inventato il secondo tempo. Abbiamo lasciato la fascia scoperta. Di Marco è andato per... prima ci siamo persi a Di Marco e poi a Zeko. La mano proprio ha visto il pallone e l'uomo se l'è perso. Il piccolo problema che ci raccontava Bernardi e quindi dal punto di vista muscolare, l'efficienza superata in campo con una buona efficienza fisica. Si vedeva che il gol dell'Inter era nell'area, vuoi tu, perché come ha finito così è iniziato, ci ha fatto male. Ora dobbiamo essere noi a calciare in palla e fare e pareggiare la partita, quando meno portarci un pareggio a casa. Altra cosa verso Onana. Perché perde fa male, bisogna...
non bisogna perdere questa partita, almeno un pareggio, anche se poi alla fine l'Inter meritava di più contro un Barça, ma c'è che pareggiare la partita. Oh, d'accordo. Via chi, lo è su. Sì, la giocata l'ha fatta Lautaro, sì, assolutamente. Ottimo la giocata, sì, ha tenuto il pallone prima e si è presentato come un tunnel il campione del mondo. Poi ha servito Darmian, c'è riuscito a ricontrollare un po' deciso secondo me Darmian. Cosa fa? Ha perso di vista la cosa più importante, cioè il pallone, questo pallone. C'è la seconda volta in questo match che Darmian si trova nell'area avversaria con occasioni importanti. Ok, 5 saltatori dell'azzurri. Acerbi, Skriniar, Dzeko, Gosens, Lautaro. Tutto il Napoli in protezione, palla in mezzo, c'è Mamma mia. Mamma mia, l'avevo vista brutto, meno male la sensazione. Sbaglia, meno male. Hanno sbagliato, meno male. Ho dato la sensazione che andavo dritto, invece la piazza sotto. L'ultimo a toccare l'espressione di Spalletti non esattamente entusiasta, anche perché dopo il gol di Dzeko Napoli non ha ancora trovato la scintilla. Ha cambiato assetto, adesso vediamo, chiaro che bisogna per il Napoli ritrovare un po' la presenza di Lozano che allarga chiaramente più il campo, pronto alla posizione di Raspadori che mi sembra in partenza un po' più decentrato sulla sinistra, però sono una posizione di partenza, diciamo, poi Sono un Caravaggio, tanto Di Lorenzo sta per rientrare in campo, ancora qualche problema per lui, sembra totalmente in 10, il Napoli rientra in questo istante. Varese va a il pallone, lo appoggia nella zona di Darmian, arriva qua la schiena. Andiamo, vai giù, 20 minuti, più recupero, andiamo, forza Napoli, forza. Più lungo, colpo di testa da allontanare la parte di Kim. Darmian anticipa qua la schiena, pallita per di Olivera. Cambia pure la parte di Skriniar che prova a cambiare lato verso Gosens, la mette giù bene, poi lo sta a seguire, per quello di ritorno, scambio con Dzeko, ancora giovanotto, la giocata in mezzo, sfiora Kim, il pallone era comunque troppo alto per Lautaro, che si lamenta, voleva un pallone basso, voleva, adesso cambia anche le caratteristiche, non c'è più Lukaku, cambia proprio questo solo, le caratteristiche partono a 3 secondi, il pallone non ha perché per servire Lautaro. Acerbi, Gosens non riesce a tenere in campo, arriva Sacchi dalle sue parti. anche Acerbi sta facendo una partita Di alto livello. partendo concentrato sempre, non può far sentire fisico. Quella è stata una richiesta, un'opportunità di mercato caldeggiata profondamente da Simone Inzaghi, che di fatto insomma sta proponendo delle gerarchie come titolare della difesa della Juve. Una costante, diciamo, questa attitudine dell'Inter ad alzare un po' più la pressione in questo secondo tempo, non si è retratta anche dopo il gol, quando può, molto più rispetto al primo tempo, cerca di inibire 20 metri più avanti le iniziative del Napoli. Pronto Beret per il rinvio. Alla profonda cerca di Osimhen. Si fa vedere Raspadori, Osimhen cambia tutto, tracciante che pesca Di Lorenzo che Andiamo ora, andiamo. La pressione su Lozano da parte di Gosens È nostro, è nostro. l'assistente non gli dà ragione. E allora rimessa Napoli, battuta nuovamente su Lozano. Di Lorenzo. Rachmani. Vuole velocizzare, lo fa capire al compagno Kim, che va subito dentro su Raspadori che non ha controllo felice per la Skriniar, poi c'era Ranoglu, quindi Dzeko, ripartenza Inter possibile, poi c'è più compassata l'azione dell'azzurra. Ancora Mkhitaryan è chiuso, arriva Gosens, Bastoni, Barella. 1 contro 1 la pressione, efficace di Lobotka, ma Barella poi combattere, vediamo che era la rimessa del Napoli. La pubblica assistenza. Bravo Lobotka, bravo. Di Lorenzo. 73-20. Meret. Bisogna supportare sempre il Napoli, soprattutto nelle sconfitte. Vai giù. Paraschelli. Andiamo ragazzi, forza Napoli, vai. Vai Napoli. Lobotka.
ancora Forza Napoli sempre, è ecco così. sono. Napoli che avanza. Al di là del risultato, vai Napoli, vai! Vai qua, dopo che si vince è meglio, però... C'è la necessità televisione pure in dopo minuti. Sempre chi? Quindi Armani si è aperto Di Lorenzo. Cercato la traccia Rossano, entrambi ignorati, allora lo bocca l'impostazione. Vediamo la squadra, poi mannaggia chi è morto, era squadra. Anticipato qui lo bocca l'intervento di Gazzano e cercava Cecco. Luca, noi può perdere tempo quando perde, affanculo, vai. Preoccupazione dell'azzurro, sulle sue condizioni corrette, c'è pronto per l'incasinare. Speriamo, Rino, speriamo. Luciamo in dito, tutte e due, Luciamo in dito. Centralità di Cieco in questo momento. Quindi la giocata da parte di Cianoglu per la seconda volta la Spadoli non ha controllato eccolo qui il cambio, sentiamola, la standing ovation per la Vincenzo. Signori morti papa, è proprio una Il cosa campionato per lui, 105esima in Serie A, fuori Cieco dentro Correa, dentro anche Dumfries, la porta il Darmian che ha fatto direi pienamente il suo nella copertura su Kvaratskhelia, c'è una fase difensiva, la politizzare Kvaratskhelia è stata praticamente Ha vinto anche diversi contatti, anche fisicamente è riuscito a contenere. È chiaro che l'Inter facendo un discorso più Al nella basso. fase difensiva una settimana ha preso 22 gol fino adesso. assolutamente, 12esima ripresa del campionato prima di oggi, dentro Elmas, fuori Kvaratskhelia e poi fuori Anghissa e dentro Dombele. Andiamo a Portocampo, Vai Napoli, vai. Sì, per raccontarti un po' la scelta del cambio di Kvaratskhelia, perché Spalletti da qualche punto non era contentissimo e dopo l'ultima palla persa si è girato immediatamente e ha chiamato Elmas subito. È così che insomma la sostituzione di Kvaratskhelia. Sostituzione di qua e dunque il duello con la scheda Dumfries che era sicuramente uno degli aspetti più intriganti, di fatto manca perché finché è stato in campo con la scheda non c'era Dumfries e adesso invece entra Elmas al suo posto per i 14 minuti finali più Poteva far meglio, vai. rimessa laterale per l'Inter Però non ha, comunque tutto sommato non ha giocato male. Politano non mi è piaciuto perché ha fatto veramente poco. Simen che è stato bloccato molto nelle difese dell'Inter, tutti molto poco. Mi sono piaciuti Lobotka, Cavara e Anghissà, questi tre, basta, proprio questo. Vai, mamma mia! colpito dal pallone, Bastoni lo alza in qualche modo, prova a vedere di Lorenzo anticipato da Lautaro, gran lavoro di Lautaro, poi chiuso Correa. No, Berto, andiamo, sali! Oliver, sali, chi è morto! Rallendi tutto il gioco, 13 minuti più recupero importantissimi. Andiamo! È la scuola apertura. Ma dove cazzo? Anticipato l'orientamento di Bastoni. Prova a ripartire l'Italia, quello con Dombele, alla fine Lautaro, trova un po' di campo, palla per Barella, 1 contro 2 perché anche il raddoppio da parte di Olivera. Barella capisce che non può affrontare e allora sceglie Dumfries. Barella. No, che l'Inter finisce adesso con 2 giocatori sulle fasce di grande gamba e 2 attaccanti, soprattutto Correa, grande attaccare di spazi. Dovrò magari in questo caso, era 1 contro 1 del China a campo aperto, non avrebbe dovuto scegliere di tenere quello sì, guarda hanno ucciso. La prima parte di gara. Hanno assicurato. Praticamente meno bisogno di attaccare, però è anche vero che potrebbe trovare più spazi. Andiamo! Dovrà inevitabilmente cercare di fare qualcosa in più. Non bene. E c'è questo duello. Vai! Molto interessante. Vai, cazzo! Ho sbagliato questi passaggi. Sono stati i tempi giusti in questo inserimento, allarga le braccia a Simen. Capita favorito la buona iniziativa di Raspadori. Sì, bravo Simen. Risponda corretta nei confronti di Raspadori che è abile a cercare di dietro, un po' frettolosa nell'ultima giocata di Raspadori.
campionare di tanto lo Zara, perché nello sviluppo Non mi è piaciuto come è entrato Raspadori, sta sbagliando tutti l'ultimo passaggio, si fa. Impreciso, troppo impreciso. Speriamo bene, dai. Che almeno sbaglia ma poi segna. Speriamo. Raspadori lasciò il suo marchio. Attacca il Napoli, 79 sul cronometro. Dove? 11 minuti alla fine. Quindi. Ah! Fallo! Le proteste di Barella. ...79 minuti e non sappiamo dove è Barella, non l'abbiamo proprio mai sentito, dimostrazione parte della partita fino a questo momento, ovviamente. Ha vissuto di sostanziale tranquillità con tanti interventi fisici, con tanto agonismo, ma un clima di sostanziale lealtà, senza particolari contestazioni. Quindi le proteste di Barella, all'altro che ha già deciso, è punizione per il Napoli. Ah, Rino, Raspadori da vomito per uno, sono d'accordo. Ah, mamma mia. Tutta l'adrenalina del caso. Occhio alla battuta, viene a cercare il movimento di Di Lorenzo sul secondo palo, viene anticipato. Un colpo di testa che favorisce Osimene, riapre Di Lorenzo. Ma tira, cazzo, Nizzano. I bastoni, fa la cosa giusta. Spalletti si scopre, raccanta palle. Velocizza la rimessa laterale del Napoli. Proprio ci prova. Pacmani, quindi lo boccia. Kim. Cos'è? Prova a manovrare. Fa la verso Pacmani. Giocata di prima di Raspadori. Sicuro di internet di Bastoni, che c'è solo la riuscita di rimessa laterale del Napoli dentro l'attacco. Non so. Gioca chiaramente dietro a Osimene, adesso la storia è stata una seconda punta, un trequartista che chiamano come vuoi, però la zona di riferimento è quella di dietro alla larga a cercare Di Lorenzo, colpo di testa di Gozes che adotta, resta in campo in Italia sotto gli occhi di Spalletti per la ripartenza dell'Inter, prende palla a Barella lontanissimo. È quella l'idea, l'esecuzione però non è all'altezza della partita di calcio di Italia. Siamo all'81esimo, Rimessa laterale, 9 minuti, diamo Napoli, dai. imbucata dal suo Osimene, la testa di Skriniar, in qualche modo difesa del pallone del Cialanoglu, toccata verso l'Italia, ancora Cialanoglu, palla su Gozes, 82esimo, prende il campo, cerca Lautaro, tocca per un altro Di Lorenzo, si gioca, ancora Lautaro, 1 contro 1, poi si alza la bandierina, anche qui si è atteso fino all'ultimo. Sarà stata valutata oltre, si è atteso di capire se Lautaro entrasse in gioco in questa azione. Abbiamo visto il momento del saluto di Kvaratskhelia, lasciato il campo del ritorno in banchina. Dentro Gagliardini, fuori Mkhitaryan, passa tattile, sappiamo Gagliardini. In determinate situazioni ha una funzione specifica del gioco di Inzaghi. Titolare l'ultima volta il match contro la Lazio alle Mostre. qui a fare mezzala destra adesso, cioè Arena mezzala sinistra, in Italia diciamo la sua partita di sacrificio l'ha comunicata con l'apertura per l'occasione del gol. Andiamo, non vedete. Salta l'uomo, buona la avanzata, quindi apre il pallone da Barella per un attimo, torna il 91, ma possa essere ancora di Correa. Il duello con Lobotka, che prende bene la posizione, conquista un buon calcio di posizione del Torino. Mi sembra essere entrato con le buone intenzioni di Dobbelé, Sì. con varie percussioni qua dal piede, questa volta. Lo vedete che gli ha dato soccorsi dei colleghi che sono veramente in ottime condizioni, addirittura si era pensato con alcuni a una titolarità quest'oggi che non c'è stata. Cazzo, però se lo riguarda. 1 contro 1 con Rachmani, ma senza fallo Rachmani, ragazzi che non dell'Inter ma non con Ronaldo. Altro bello di Barella con Raspadori, Barella arrabbiatissimo. Rutto cazzo a protestare sempre e vaffanculo vai, pigliate sto già sempre a protestare, sempre a chiagni, pure o parole da tu
uguali, sempre. Come si vede pochi visti da una parte e dall'altra. Non ve ne è entrato bene lì, sì. Ma guarda, state sempre a chiami, sono come all'allenatore. Questo è il momento in cui Barella va dalle parti del direttore di gara, che arriva il giallo da protesta. Escono Bottica dentro Simeone, ormai si rischia tutto per tutto, tanto stiamo perdendo, non potremmo fare più, o perdiamo o pareggiamo, e non più fare. Ha rilanciato per Di Lorenzo dall'altra parte, con Barella prezioso per andare a recuperare questo pallone. 5 minuti e 40 all'attesimo, poi il recupero. Che bello. Dunque adesso Simeone, Raspadori, Lozano, Osimhen. Quindi vediamo il duello, va su Barella, non cattivo chiaramente Barella, per una posizione interessante. Diciamo anche qui, quando di Barella di Battistante prima è praticamente automatico. Pronto Cialanoglu. Sono 6 i saltatori della Giulia, perché si aggiunge anche a Cervi adesso. Barella resta subito fuori area. Per andare Cialanoglu con il destro che parte il tiro. Sì, no. Allora si è tramutato in flip flop. Oh. Speriamo bene lì, almeno di pareggiare, anche se non si merita, non si merita di pareggiare, però meno tutti uguali. Andiamo. Di Lorenzo. Adesso Emas, l'ingresso in campo di Simeone ha abbassato il suo ragione, ha dato sulla linea in doppeletta. Vai! Mannaggia miseria! 85 40, vediamo dove ha con la Bernardi. Troppo lunga. In questo momento l'Inter non ha un allenatore, ma ne ha una decina, nel senso che tutti i giocatori di panchina di fatto dicono la propria ai compagni di squadra. Ti manca entrati in campo per parlare addirittura con Gagliardini, Cordas addirittura sulla ghiacciaia in piedi dalle indicazioni. Palla verticale verso Correa, che cercava Gosens, una seconda possibilità di colpo da parte di Armani. Grande Mas, vai! Questa situazione. Vai! Vai! Come troppa tra i paletti della Wow! E chi è morto? Sul merda. Però la Spadori, cazzo, dalla veloce la palla, porca puttana, che c'era solo sulla fascia lo Zara. Possesso per il Napoli. Non vedere Massa mi sono piaciuti come sono entrati in partita, ma aspetto di più dalla Spadori. Va. Ah, Lozano! Porca puttana! Arriva l'applauso di incoraggiamento da parte del centro che aveva fatto il pallone. Si era disperato proprio. Lo ha rincuorato. Stesso lavoro che prova a fare Spalletti sulla testa dei giocatori. Bastoni se la prende comoda, ma non posso neanche asciugare il pallone. Con il richiamo dell'assistente che gli mette un po' fretta. La rimessa laterale a cercare Lautaro, quindi Barella che prolunga a Correa con la sterzata, per il colpo di Kim, il giallo per il numero 3 del Napoli. Chiaramente adesso in campo aperto anche la velocità di Correa può diventare un fattore. Di più probabilità, Sì. Fallo evidente da parte di Kim, campo aperto, qui giallo pacifico. Gosens, cross in mezzo, proprio Kim molto bravo di testa lontana, Raspadori in quattro. Vai, super, vai! Poi passeggia tantissimo a livello di difficoltà. Ah, cazzo, Raspadori! Tiene un cazzo di pallone! Prova a andarsene con Cialanoglu, prova a andarsene con Barella. Oh. Contro Cialanoglu, alla fine non c'è fallo, Barella che era grande, ma non si è avuto proprio il pallone. Di Lorenzo, la tocca per l'ultimo Barella. Siamo messi che sta uscendo. Forse non sa sia di tornare in campo, non lo sento da quella serie di Andiamo ragazzi, andiamo su! con Kim, 100 secondi al 90esimo, prende campo il Vai, cazzo, lunga! Andiamo! Lo spazio per Simeone, non deve sapere l'Inter, risolva qui la situazione dall'intervento provvidenziale che c'è. sì, perché tutta l'Inter, tre giocatori erano andati prima a contrastare
Raspadori non aveva avuto la forza di rientrare sul lato sinistro. E poi anche bella corsa di Kim, poderosa, occhio al calciolangolo, con 5 saltatori, palla in mezzo, cercando deviazione, Acerbi sfiora lontana. Calcio d'angolo di merda e battuto. Da Saranoglu, arriva Domenech, che è tecnicamente l'ultimo uomo. Trova il corridoio verso Kim, la sterzata a evitare Correa. Ancora Kim, sarà importante capire quanto recupero ci sarà. Mi ricordo il primo tempo nemmeno un istante. Palla buona verso Di Lorenzo. Trova il corridoio, ancora Olivera. Altra apertura. Cerca di arrivare in pressione, occhio al cross in mezzo, a cercare Simeone, anticipato, prova ad arrivare Osimhen, colpa di testa, si porta ancora, Lozano, deviazione. Vai! Occhio al flipper, per il destro. Mannaggia la miseria, però! Visto! Insiste ancora il Napoli, non è finita, forza in finale, ancora lo Spadori, va da parte del mezzo. Ma vaffanculo! Caparà più un anno e merda. Poi scontro frontale, si gioca, sì. E allora Gagliardini. Un anno di merda. Anche Gagliardini non riesce a essere lucido. E allora chi risolve? È rimasto più Matteo Rachmani. Quando giocatore del Napoli a verificare le condizioni. Sta per arrivare la segnalazione. Cazzo parato, Kill, che cazzo parato. La migliore su questo Matti è arrivato in confusione, bravo a calciare aspettando Onana è piazzato bene perché il tiro è centrale, oppone il corpo. Braccio destro. Esatto. Parata istintiva, del resto abbiamo poca visuale. 4 minuti che da morto. Adesso, con Lozano. Ma sembra così poco quando cambia un pilota. Allora, ci guarda 8 minuti. Io non lo so. Nemmeno 5, 4 minuti che da morto. 110 secondi da giocare. Tutta la munizione, tutti i falli, niente, 4 minuti. La puttana. Se la cava il numero 13 del Napoli, cerca il corridoio verso Simeone che voleva prolungare, lo sa anticipato da Gosens, palla che esce sotto gli occhi di Zaghi, è rimessa Napoli, portale di Lorenzo. Spalletti arrabbiatissimo, palla verticale direttamente sui piedi di Bastoni, ennesimo pallone alto, a 40 metri, tocca Lautaro, vorrebbe la richiesta laterale, l'assistente gli dà ragione, e dunque l'Inter guadagna un possesso prezioso. Con tutta la calma possibile, Zaghi che ne approfitta per qualche ulteriore indicazione, ovviamente quando va davanti alla bocca si sa mai. Fallo di Rachmani, prezioso il primo lavoro di Lautaro, di mestiere, ha difeso questo pallone, si è andato a prendere il contatto, che è una posizione importantissima per guadagnare tempo e tenere il pallone lontano. E respirare. Quindi l'unica errore di Rachmani è quello di appoggiarsi e di tirare la maglia in maniera così calma, ecco qua. Riflesso, braccio destro di Onana, questa è la reazione di Kvaratskhelia dalla panchina. Possesso di Inter, anche qui senza particolare fretta. Si è arrivata alla metà del tempo di recupero, meno di 2 minuti da giocare, potrebbe andare anche dalle parti della bandierina Lautaro. Conquista una nuova rimessa. Raspadori velocizza, prova a velocizzare le operazioni. Allora per Barella da parte dei tifosi dell'Inter, proprio Barella a casa del pallone per questa deviazione Osimhen, acrobazia lontana, prova ad arrivare Skriniar, così il suo intervento, concede la richiesta al Napoli, 92-40 sul cronometro, 80 secondi da giocare, Domenech, la pressione di Gagliardini, Napoli avrebbe bisogno di ribaltare velocemente il pallone dall'altra parte, perché questo è importante il pressing dell'Inter, che prova a ostacolare da principio l'azione di Spalletti. Domenech, qua l'intervento di Gagliardini, Kim prova ad uscire, prova a Raspadori, ancora Kim in qualche modo, prolunga il pallone, va a cercare l'intervento di Simeone, anticipato, insiste Olivera, la direzione, la rimessa del Napoli, ultimi 50 secondi, si soffre da una parte e dall'altra, storia di sciarpe, di emozioni, di speranze, di paure, a seconda dei punti di vista, gli ultimi 40 secondi di questo Inter Napoli, prova Raspadori. Ma che cazzo, Raspadori, ma che cazzo? Hai fatto solo un tiro in tutta il tempo che sei entrato, boh. Si avvicina quanto più possibile e pensa al meglio lungo, 30 secondi.
anzi nemmeno i kill che i tirati centrali. il pallone, va a servire ancora Lozano, bastoni pressione su di lui, Lozano fatica a trovare spazi, cerca la giocata verticale, si vede Barella, problema e Barella, a difendere un pallone che può significare la vittoria dell'Inter, palla verso Lautaro, c'è Cornea che va nel mezzo, Lopez che si avvicina, perfetta scelta di tempo, del Napoli che recupera, allora ancora Lozano può provare, 94esimo che sta per scadere, cosa il suo intervento, a divertirsi dell'arbitro, finisce qui, con la telecamera pronta ad andare su il cieco, uomo che l'ha risolta col colpo di testa vincente, al minuto 56, Prima o poi dovevamo pure perdere, vabbè. portando la prima Fa male la sconfitta così. del Napoli, dopo una striscia di Vediamo dalle prossime come reagiamo, come si reagisce. No, prima o poi si doveva perdere. Brucia perdere con una diretta concorrente, una diretta rivale a vincere il campionato, però è così. Poi, purtroppo è così. A Milano si sapeva era difficile, con un Inter obbligato a vincere, alla fine ha vinto. E anche meritatamente, c'è da dirlo, anche meritatamente, nonostante un finale buono del Napoli, ma troppo pochi fra prima e secondo tempo, troppo pochi. Abbiamo fatto due occasioni pericolosi, quella di Zelinski e quella di Raspadori, troppo poco Napoli per poterla vincere. Niente ragazzi, ci vediamo alla prossima live, alla prossima partita, sempre e comunque Forza Napoli, al di là del risultato, sempre comunque vicino alla squadra. Crediamoci ragazzi, crediamoci perché la sconfitta dopo tutto ci sta. Niente ragazzi, vi ringrazio tutti per avermi fatto compagnia in questa live, grazie Rino per essere sempre qui presente, voglio bene fratello mio. E niente, con questo è tutto, vi aspetto per il video dopo partita. Buonanotte a tutti amici, da Napoli 87 e come sempre, Forza Napoli!